Guaglio a Napoli è uscito pazzo il padrone perché dopo i colpi Traoré, Mazzocchi e Ngonghe arriva o sta quasi per arrivare anche un altro colpo, Orel Mangala. Manga qua, speriamo che non manga nel Napoli. Vabbè, tutto strunzato sto dicendo. Ma io non lo conosco minimamente, vi dico la verità, so soltanto che è un centrocampista belga classe 96. Ne ho vero, centrocampista classe 95 a 26 anni, li compie tra poco. Quindi ricordatevi la data di nascita, aspettate, muori. Orel Mangala. Li compie il 18 marzo, quindi tra qualche mese. Ricordatevi che questo ci faccio pure un regalo. Ed è un centrocampista, da quello che ho letto, difensivo, cioè è un mediano di contenimento. Mi è venuto subito in mente Lobotka, però secondo me, vista comunque la sua assenza in questo preciso istante, andrà a ricoprire un attimo il ruolo più da mezzala che ricopre solitamente anche sa. Però staremo a vedere. Il centrocampista ha comunque già trovato l'accordo con il Napoli di 2 milioni lordi all'anno rispetto all'1,7 che ne prende al Nottingham Forest, quindi la squadra dove attualmente gioca. Il Napoli vorrebbe un prestito oneroso con diritto di riscatto. Io non mi perderei in altre chiacchiere, andiamo a reagire alle sue migliori giocate, se ne ha, non lo conosco proprio. Lo so che quest'anno tipo ha fatto già un gol. Dai, vediamoci le migliori giocate e capiamo un attimo se è cosa o non è cosa. Fratama, Orel Mangala. Mi piace un uomo, vero? Oh logo qui, Orel Mangala che subito sul... Guarda, era pure un numero 5, il mio numero praticamente, quindi mi ci chiama Super Mangala. Vediamo qui, la giocata di Orel Mangala. E subito si va giù, la posizione è quella là, la posizione Lobotka, cioè mi ricordo molto Lobotka come è passato in mezzo a due di loro. Bellissimo, vediamo qui, la finta, il tiro e il gol di Orel Mangala. Guarda, casato, non azzeccate questo, no, non ci credo, non ci credo. Fortissimo, Orel Mangala, mamma mia, in tackle qui, recupera il pallone e qui in anticipo fa ripartire i suoi. Vediamo qui, bello, il recupero in area di rigore anche abbastanza rischioso e per... mamma mia, guarda, era pure questa imbeccata. Ma faccelo cazzo, qui altro recupero. Ho detto, secondo me è proprio la posizione di Lobotka, anche se fisicamente chiaramente mi ricorda un po' di più Anghissà. Non ho visto quanto è alto, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. C'ha una bella... Guarda, qua che ha fatto l'assist per Lukaku. Quindi anche nel giro della nazionale. Qui il gol di testa addirittura. Infatti ho letto che nel giro della nazionale dal 16 marzo, se non sbaglio, del 2021 e il 26 marzo, sempre dello stesso anno, quindi pochi giorni dopo la convocazione in nazionale maggiore, ha ricevuto la sua convocazione, mamma mia come se ne va a in nazionale maggiore, per cazzo sto dicendo, è stato impiegato in prima squadra in un amichevole contro l'Irlanda che finì 2-2 se non mi sbaglio. Comunque fisicamente ci siamo, a livello di passaggi pure, cioè a livello pere, guarda qua, cioè erano un bello pere. Questa è la prima volta che sto vedendo queste clip. C'avevamo dei bei lanci, ma a parte i scherzi, non lo so se arriverà. Infatti non è un video per dire abbiamo acquistato Orel Mangala, però tutto porta comunque a vederlo con la maglia del Napoli, perché le notizie che ci stanno giungendo ultimamente sono positive da questo punto di vista. Il giocatore vuole il Napoli, è stato raggiunto l'accordo col giocatore, appunto. Si sta un attimo limando la situazione prestito, oneroso, diritto di riscatto, vabbè, quelle cose là, le formule praticamente. Comunque, cioè, è un bel giocatore, è bello possente, recupera un sacco di palloni, qua ci hanno fatto fallo, arbitro, fischiello, e poi gioca sì, in posizione di mediano, sta davanti la linea difensiva, recupera palloni, a livello di fisico ci siamo, che bella rulete che ha fatto. Vediamo qui, il numero 5, ma casato con questa finta. Ma la Gembara pure ha da fa, mi piace proprio. Eccolo qui, Orel Mangala, l'assist e il gol. Io ho fatto già un po' l'assist con questo video. Vero che le migliori giocate, i video delle migliori giocate mettono sempre le cose migliori, è vero, così non si chiama migliori giocate, no? L'ho trovato, proprio italiana la cosa. Però è pur sempre vero che se non le sa fatte proprio gli assist è ovvio che non messa una misma anche questi qua. Ecco qui, fa ripartire ancora i suoi con un passaggio illuminante. La ruleta del numero 5. Super Mangala, mi chiamerò. Mi piace proprio assai, voglio. Eccolo qui. Il tunnel! E fallo. No, però lui si rialza perché lui è un combattente.
il combattente Orel. Eccolo qui. Non ha fatto niente da sta clip, non so per quale motivo l'abbiano messa. C'ha queste finte che mi gasano in una maniera esagerata. Rel Mangala, Mangaqua. Con l'esterno serve il suo compagno. Qui, rigore! È rigore, voglio, quasi conquista anche il rigore. Orel, qui steso. Ma mi piace assai, voglio. Non so voi cosa ne pensate. Fatemi sapere qui sotto nei commenti di questo possibile nuovo acquisto del Napoli, che andrebbe a rinforzare con tanti muscoli, tanta tecnica, molto dribbling e tanti centimetri il centrocampo del Napoli. Cioè, secondo voi al posto di chi giocherebbe nel caso in cui dovesse essere acquistato dal Napoli? L'ho detto, allora, mi ricorda molto la posizione di Lobotka, però con il tiro. Cioè, capito? Stai andando a... Oh, è gol! È entrato qua. Stai andando a comprare un Lobotka con più fisico, più velocità, più dribbling, più potenza fisica, appunto, e più potenza pure nel tiro, più precisione, ok? Chi si tira almeno? Cioè, Lobotka, io ho sapito, e sono innamorato di Ciccio Lobotka, però non tira. Però lo vedo anche un po' più spostato verso l'esterno, quindi un po' più da mezzala al posto di Anghissà. Però voi immaginate comunque ad avere Anghissà, Mangala, Lobotka, Zielinski. Poi si è capito ancora che fine fa Zielinski. Vediamo qua cosa combina. Mamma mia, in tackle in scivolata. Recupera l'ennesimo pallone qui, vediamo. Vince un rimpallo che è sempre buono, perché in dribbling pochi certo ne a Napoli. Almeno ad avere qualcuno che vince qualche rimpallo sempre buono, eh. Ecco qui, Mangala, solo che fallo, le ha fermato, frate Mangala. Comunque mi piace da queste clip, non l'ho mai visto, non lo conosco proprio, è la prima volta che le vedo. Opera mi piace. Qua caro sei qua a Casoria, credo, campo aeroporto, c'è caso San Giro. Bellissima, sventagliata dall'altra parte per Kvaratskhelia. Già l'immagine, insomma. Mamma mia, rischioso, voglio fare degli interventi rischiosi in aria. Qui la scivolata, calcio d'angolo. Frate, mi riprova, ci sarai più fortunato, vero però? Qua è tutti i tackle, qua su tutte le scivolate, tutti i recuperi palla. Io quando recuperano palla così, bello, pulito, senza fall, ma fanno consulare a me. Ho visto un po' la sua carriera, lui praticamente ha sempre giocato allo Stoccarda e poi sta giocando dal 2022 tipo al Nottingham Forest, dove probabilmente si è consacrato, cioè è diventato il Mangala che stiamo vedendo. Mamma mia, la mannata proprio a un euro questa finta. Vedi, qua poteva tirare, invece no. Mamma mia, nata finta a un euro. Mi sta facendo godere terribilmente. Non lo so, aiuto, mi piace molto. Vi dico, speriamo che ci pigliamo. Fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti se vi può piacere questo acquisto di Orel Mangala. Mi piace per molte sue doti tecniche e molte sue caratteristiche, sia quella di recupero palla, sia quella che c'ha il 5 dietro la maglia, e questa è una cosa importante, c'ha la propensione per il gol, gli assist ne ha fatti veramente un sacco in queste clip, recupera un sacco di palloni e poi secondo me per dare più fisicità e muscoli al nostro centrocampo ci può servire. Fatemi sapere anche voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!